Le librerie Italy Post mi hanno raccomandato un'indicazione tecnica, poiché siamo su una sala ed è tutto collegato attraverso microfoni di radiofrequenza. Vi pregherei di spegnere o di mettere in modalità aereo il cellulare, quindi un minutino per questa operazione che anche io ho appena fatto, tanto più che sono vicino al microfono. Vi ricordo che questa nuova puntata, insomma, degli incontri, grazie, va in diretta per i colleghi e per gli spettatori che abbiamo qui il piacere di vedere, ma è anche disponibile da subito in diretta via streaming sul canale YouTube delle librerie Italy Post, e subito dopo la diretta, per chi avesse la possibilità, è possibile anche vedere tutto questo incontro. Diamo per assodato che tutti abbiano proceduto a questo. È difficile presentare una persona così nota come Riccardo Illy, che qui oggi abbiamo in veste di scrittore, perché è appena uscito il suo libro per la nave di Teseo, L'arte dei prodotti eccellenti, incantare i clienti con l'esperienza di un marchio di qualità aumentata, libro che tra l'altro è disponibile sopra per l'acquisto. Probabilmente il presidente Illy è anche disponibile poi alla fine esatto, alla fine della serata per un firmacopie, come si conviene per le persone importanti. Riccardo Illy è una persona molto importante, ha un cognome molto importante, di cui non aggiungo altro, perché chi non ha mai bevuto un caffè di marca Illy o a casa oppure nei bar o nella ristorazione, Riccardo Illy è stato un importante politico nella sua terra, ma anche in Europa, perché ha rappresentato anche l'Italia al Parlamento europeo. Adesso ci dicevamo poco prima di entrare in questa sala, non può più occuparsi di politica perché è console onorario della Francia, quindi non ha incarichi operativi come chi lavora in un consolato, però appunto avendo prestato fedeltà per la Repubblica francese, di cui è console per i meriti che ha acquisito nell'attività imprenditoriale, non può più fare politica, e questo mi sembra che non se ne dispiaccia. È anche un collega, Riccardo Illy, perché è un collega giornalista pubblicista. Chi avrà la possibilità di leggere questo libro scoprirà l'approfondimento, la profondità e comunque veramente un'analisi molto puntuale anche su alcuni casi aziendali che sono tipici di chi appunto scrive ogni giorno sui giornali. Anche Riccardo Illy ha delle collaborazioni importanti. Intanto benvenuto qui questa sera, benvenuto a Padova. Parliamo dell'arte dei prodotti eccellenti, che non è il primo libro, ma ci spiega come è nato questa pubblicazione. Volentieri. Buonasera a tutti. Molto bella questa struttura, complimenti. È nata qui vicino questa idea, a Verona. È nata grazie a due giovani, allora giovanissimi, Marco e Carlotta, che si sono poi sposati, hanno appena avuto un figlio. Carlotta è di Verona, Marco è di Vicenza. Da 7-8 anni organizzavano una summer school, invitando gli studenti delle migliori università del mondo, quindi europee, anche americane, asiatiche, fino cinesi, per passare 3 settimane, perché tanto durava la summer school, in Italia, per capire come funzionano le imprese italiane. La loro organizzazione si chiama Italia Innovation. Le lezioni si alternavano a visite a stabilimenti italiani. Quindi più o meno metà del tempo delle 3 settimane venivano passate in aula con professori, ma anche con testimonianze, e l'altra metà visitando delle imprese. Ecco, io riconobbi in occasione della prima summer school, direi circa 7 anni fa, quando mi chiesero di visitare allora la Illy Café, me ne occupavo ancora al tempo, e mi chiesero di fare una testimonianza. L'anno dopo mi hanno riproposto di fare una testimonianza. Alla fine mi hanno chiesto di progettare un corso.
Io ci pensai su un attimo, mi è sempre piaciuto il contatto con i giovani, con gli studenti, ho anche insegnato in altre università, o meglio ho portato delle testimonianze, ecco, dire insegnato è una parola grossa, anche se in realtà per 2 anni ho, diciamo, co-insegnato insieme a una professoressa a Trieste a Scienze della Comunicazione il percorso di comunicazione aziendale. Quindi ho subito aderito all'idea, ho pensato a un tema e quindi la Summer School, che ho interamente progettato e di cui ho fatto la maggioranza delle lezioni, si chiamava Disruptive Quality. L'anno dopo di nuovo la Summer School, poi l'inverno hanno fatto un winter program più ridotto perché le ferie degli studenti durano di meno, quindi solo 2 settimane, e quindi alla fine avevamo visitato più di una ventina di imprese. I 2 giovani avevano registrato tutte le lezioni, avevano trascritto le lezioni in inglese e a un certo punto m'han chiesto: "Ma perché non scrivo un libro?" Io dissi: "Ma un libro per chi?" "Beh, un libro per esempio per gli americani. Può darsi che ci siano lì degli imprenditori che sono interessati a in qualche modo seguire il modello dell'impresa eccellente italiana." Io dissi: "Sì, però trovare un editore negli Stati Uniti non è così facile." E dopo qualche settimana mi dissero: "Abbiamo trovato un agente, adesso con l'agente, se gli dà l'incarico, troveremo anche l'editore." E così è andata, quindi andai a conoscere l'agente a New York, si chiama Andrew Stewart, e l'agente ha trovato la casa editrice che è HarperCollins, e quindi è uscito il libro alla fine dello scorso anno, inizio di quest'anno. È uscito prima in lingua inglese e poi in È lingua uscito in italiana. lingua inglese, esattamente. Elisabetta Sgarbi, che sapete ha la casa editrice La Nave di Teseo, è venuta a conoscenza di questo fatto e m'ha subito chiesto, dice: "Ma voglio pubblicarlo in Italia." Gli ho detto: "Ma io ho dato i diritti a HarperCollins per tutto il mondo." E lei se li è procurati per l'Italia e a questo punto m'ha chiesto: "Ma mi dai i testi in italiano?" Io ho detto: "Ma non ce li ho perché il libro l'ho scritto in inglese." In un inglese magari non così raffinato, ho avuto il supporto di, come si usa dire, di una ghostwriter per perfezionarlo, ma il libro c'era solo in inglese. Quindi Elisabetta ha incaricato, sono stati 2 i traduttori, uno dei quali vive in Australia, è di origine italiana e avevo conosciuto circa 40 anni fa in una azienda vitivinicola, si chiama Ceretto, in Piemonte, fa degli ottimi vini. E quindi abbiamo avuto una call online, anzitutto ricordando i bei tempi passati e poi mi ha chiesto un bel po' di chiarimenti per perfezionare la traduzione, che direi è venuta piuttosto bene. Come se fosse stata scritta, diciamo, in lingua italiana comunque originale. Il libro si chiama L'arte dei prodotti eccellenti. È un libro che parla dell'azienda di famiglia di Illy, che parla anche delle esperienze che sono nate da Illy, ad esempio sto parlando dell'acquisizione di Domori, cioccolato, Mastroianni, i vini, però fa delle ottime analisi anche per altre aziende, offre quasi una ricetta che permetta insomma a un'azienda, non dico di avere successo, ma di funzionare bene. Lei ha ideato addirittura un nome, non sappiamo se poi questo sia stato la traduzione dall'inglese o sia stato un nome originale, Incanto. Che cos'è l'incanto di cui chi poi leggerà il libro leggerà in abbondanza, insomma, in questo testo? Incanto è la parola che chi ha fatto, diciamo, la presentazione del libro, perché negli Stati Uniti sono molto organizzati, e non è che uno va da un editore e dice: "Avrei un'idea di fare un libro", e questo gli dà l'incarico. Vogliono vedere la book presentation, quindi che è una struttura sintetizzata con un capitolo di esempio, con l'indice, e in quell'occasione è nato il termine incanto, che gli inglesi capiscono bene perché la traduzione di incantare sarebbe enchanting, quindi enchanting lo capiscono abbastanza bene. E poi
questo forse non abbiamo sufficientemente la percezione in Italia, l'italiano piace moltissimo all'estero e piace anche agli americani. Noi tendiamo a usare parole inglesi anche per esportare, faremo molto meglio a usare sempre le parole italiane, perché lì le apprezzano forse addirittura più che da noi. Pensate per esempio all'Audi, il modello a 4 ruote motrice non l'ha chiamato Vier, che sarebbe 4 in tedesco, l'ha chiamato 4, ma ci sono tantissimi esempi analoghi. Incanto è la traduzione di quelle brutte parole che ho detto prima, qualità dirompente. Ecco, la parola dirompente ha un'accezione negativa. Ecco, in realtà un autore, si chiama Clayton Christensen, è scomparso qualche anno fa, professore di Harvard, ha scritto dei libri sulla innovazione dirompente e si riferiva soprattutto alla tecnologia. Io mi sono detto, non è vero che si possa innovare solo tecnologicamente, si può innovare anche con la qualità. E quindi ho pensato alla qualità dirompente ed era il titolo appunto della Summer School, che poi abbiamo tradotto con un termine più morbido, più rotondo, appunto di incanto, ma il significato è quello. Ed è un concetto che si basa su 4 pilastri, quindi una qualità aumentata. Questo è un altro professore di Harvard che ha concepito questa idea, si chiama Theodore Leavitt, e ha detto ci sono 3 livelli di qualità. Una è la qualità necessaria, cioè il minimo necessario perché un prodotto, un servizio venga accettato. Poi c'è la qualità attesa, quindi è quello che noi ci aspetteremo vedendo una marca, vedendo un prodotto, come è fatto, il packaging e così via. Ci aspettiamo quel livello di qualità che è superiore a quella necessaria, quindi la qualità attesa. E poi c'è la qualità aumentata, cioè quel livello di qualità superiore che ci sorprende perché è superiore a quello che noi ci aspetteremo. Ecco, nell'incanto ci sono 4 fattori. Il primo è proprio quello qualitativo, cioè una qualità superiore che deve essere percepita anche da un non esperto, e questo abitualmente si fa con dei panel, si fanno delle degustazioni cieche, si fanno assaggiare più prodotti. Nelle visite che abbiamo fatto presso Domori con gli studenti, una perché non siamo mai tornati neanche gli anni successivi nello stesso stabilimento, abbiamo fatto una degustazione cieca e 9 ragazzi su 10 hanno indicato quale migliore il cioccolato Domori. Quindi quello è il primo punto. Secondo, come si ottiene questa qualità superiore? Usando la migliore materia prima che esista sul mercato. Terzo, un processo produttivo diverso e incompatibile con quello dei prodotti mass market. Per fare l'esempio di Domori, il cioccolato abitualmente viene prodotto con 3 fasi. Viene prima la fava tostata macinata, poi viene raffinata, abitualmente con macchine a cilindri, e poi viene concata, aggiunto lo zucchero. Nella ricetta tradizionale ci sono altri ingredienti, burro di cacao, lecitina di soia, aromi, di solito ci sono vari aromi naturali o artificiali. Noi invece utilizziamo solo cacao e zucchero di canna. Quindi, aggiunti gli altri ingredienti, il cioccolato viene rimescolato caldo fino a 80-85 gradi per molto tempo, fino a 72 ore, quindi fino a 3 giorni. E questo processo si chiama di concaggio. Domori usa un sistema con macchine a biglie, sono mulini a biglie o a sfere, praticamente un cilindro pieno di sfere di acciaio inossidabile che vengono fatte girare da un motore elettrico. Con questo processo le 3 fasi vengono fatte tutte assieme, quindi macinazione, raffinazione e concaggio in sole 8 ore e a temperature molto più basse, la metà di quelle tradizionali. E questo serve a conservare gli aromi dei cacao di qualità superiore. Chi usa cacao correnti non potrebbe addirittura usare questo sistema, perché di solito il cacao che si trova sul mercato, che è della specie forastero, che corrisponderebbe alla robusta per il caffè, mentre la specie migliore è il criollo, rarissima, quasi scomparsa,
e poi c'è nel cacao l'ibrido dei due, c'è il trinitario. Ecco, criollo e trinitario sono i cacao fini, cacao aromatici, e quindi l'altro invece è robusta, il cacao più corrente, circa il 90% della produzione mondiale, e molto spesso contiene dei difetti, e quindi un concaggio così lungo serve a eliminarli, e questo spiega perché poi devono aggiungerci gli aromi, perché durante il concaggio se ne vanno gli aromi cattivi ma anche quelli buoni del cacao, e poi bisogna aggiungerne altri. Quarto e ultimo pilastro dell'incanto è l'attenzione per la sostenibilità. Quindi noi vediamo che quasi tutte le imprese che seguono questi principi e che fanno una qualità aumentata hanno una grande attenzione per la sostenibilità ambientale, sociale e naturalmente economica. Ecco, mi viene in mente Zegna, che è una delle società di cui parlo nel libro che abbiamo visitato, dove il nonno degli attuali imprenditori, quando costruì lo stabilimento, si rese conto che aveva tagliato molti alberi per costruire lo stabilimento e li ha ripiantati da un'altra parte, addirittura in numero ben superiore. Adesso hanno un'oasi di decine di ettari che si chiama appunto Oasi Zegna, e sono tutte imprese che diciamo sono fortemente attente anche alla sostenibilità sociale. Molte di queste sono in Italia società benefit come la Illy Caffè, come anche Domori, o Big Corporation, che è una organizzazione mondiale che certifica la sostenibilità delle imprese. Big Corporation al momento è solo la Illy Caffè. La stavo ingiustamente per interromperlo proprio sul quarto aspetto, quello se non il più importante, quello forse più attuale, no? Quello della sostenibilità. Volevo riallacciarmi quando parlava dei difetti, quindi di come vengono corretti, perché lei a un certo punto parla, diciamo, di alcune categorie che poi costituiscono i capitoli del libro. Sul primo capitolo, La perfezione, cita un pasticcere che per chi è di Padova è abbastanza noto, no? Luigi Biasetto, nato in Belgio tra l'altro, però insomma è padovano di adozione, e condivido quello che lei scrive nel libro, perché se uno ha avuto modo, come ho avuto modo io, di andare a vedere, diciamo, sul laboratorio, trova una sala chirurgica specchiata, luminosa, tutta pulita, quindi chi è abituato a vedere farina sporco dappertutto non è certo questo l'ambiente. Di Biasetto mi è sembrato carino questo aneddoto che lei racconta, del fatto, insomma, che tra le tante persone che vengono per fare colloquio di lavoro, lui dice più che i genitori vorrei conoscere i nonni. Perché? Perché conoscere addirittura non i genitori, già il ragazzo in sé, abbiamo una cimice che vuole diciamo essere ospite, esatto, non tanto appunto il ragazzo in sé, ma si capisce di più dal possibile candidato conoscendo i nonni e non i genitori. Sì, Biasetto è una persona straordinaria sia da un punto di vista professionale che da un punto di vista umano. Siamo stati a visitarlo con una delle classi della Summer School e ci ha tenuto una lezione barra dimostrazione di come si gestisce il lievito madre. Quindi ce l'ha proprio fatto vedere, l'ha fatto annusare, ci ha spiegato che viene praticamente nutrito come fosse un infante, un bambino di pochi mesi. Deve essere nutrito ogni giorno con la farina, con l'acqua, bisogna controllargli la temperatura, controllare il pH, perché se è troppo acido non va bene, se è troppo poco non va bene neppure, quindi una cosa straordinaria. E ha colpito anche a me, per questo l'ho ripreso nel libro, questa idea che conoscendo i nonni si capisce ancora di più sulle persone. Ed è un po' vero, perché ormai nella società moderna i genitori lavorano molto spesso tutti e due, e quindi hanno più tempo da dedicare ai bambini, e quindi in questo caso ai nipoti, i nonni, piuttosto che i genitori stessi. E poi nel caso del nonno abbiamo 2 generazioni di differenza, e quindi si capiscono ancora meglio le radici. Ecco, io faccio un po' eccezione perché ho 2 nipotini, uno di 12 anni appena compiuti, l'altro di 9,
non faccio molto il nonno, ecco, quindi e nemmeno mia moglie, perché anche lei lavora, anche lei fa la giornalista. Ecco, però insomma i nipoti non sono ancora, diciamo, vicini all'età in cui si va a un primo colloquio di lavoro. C'è poi il capitolo che lei dedica alla coerenza e anche qui cita non un padovano, ma un imprenditore, o meglio un gruppo imprenditoriale, una famiglia, trevigiana, i Benetton. I Benetton, li cita come esempio, diciamo, negativo della coerenza, perché i Benetton, dice, hanno, tracciato la storia della moda non solo in Italia, ma nel mondo. Poi a un certo punto hanno fatto delle scelte non coerenti. Non so se vuole spiegare questo passaggio. Sì, c'è un modo di dire a Milano, lì dicono "o felè fa il tuo mestiere", che vuol dire pasticcere, fai il tuo mestiere. E i Benetton lo facevano molto bene con la maglieria, con l'abbigliamento, ed erano cresciuti in Italia, in Europa, negli Stati Uniti, avevano qualche centinaio di punti vendita negli Stati Uniti. E poi è venuta l'idea della diversificazione. Anche noi abbiamo diversificato, ma siamo rimasti nel settore food. Ogni tanto mi propongono, ecco, qualche giorno fa mi han proposto dei piatti pronti. Io ho subito detto non ci interessano. Per fare i piatti pronti, a parte che bisogna avere una tecnologia completamente diversa che non conosciamo, non è il nostro mestiere, ma poi bisogna avere la catena del freddo. Noi ci siamo concentrati in prodotti che non richiedono la catena del freddo, che possono essere tenuti a temperatura ambiente, che hanno quindi una durata, si dice una shelf life in inglese, è uno dei termini, uno dei tanti termini che abbiamo importato dall'inglese, piuttosto lunghe. Arriviamo anche a 2 anni, per dire, per il cioccolato, anche il tè ha 2 anni di shelf life. Quindi la coerenza significa che quando propongono un'attività che esce dagli schemi che sono stati tracciati, bisogna avere anche la forza di dire di no, anche se magari l'impresa è stupenda, sarebbe ben complementare con le altre, però se esce dal seminato bisogna dire di no. Faccio anche l'esempio dei vini. Noi abbiamo deciso di investire solo in quelli che io definisco vini universali, quindi vini che sono, primo, longevi, secondo, hanno una lunga storia alle spalle e quindi possiamo immaginare che ce l'avranno anche un futuro di fronte, e quindi non sono vini soggetti alle mode, e terzo, sono già vini, diciamo, presenti sui mercati internazionali, se non addirittura sul mercato globale. Mi hanno proposto diverse aziende di prosecco, però il prosecco è un vino, diciamo, piuttosto giovane, anche se la glera, tra l'altro io vivo a Prosecco ed è la località che ha consentito di Il salvare il nome. nome del Prosecco, Sì. perché rischiavamo di perderlo. È una località vicino a Trieste, e lì si coltivava la glera all'epoca dei Romani, quindi 2000 anni fa, però non facevano un vino spumante come il Prosecco di oggi. Poi il Prosecco non è longevo, dopo un paio d'anni comincia a ossidare, è un vino che va bevuto fresco, e sta arrivando sui mercati internazionali proprio dopo che è stata allargata la produzione fino ad arrivare alla località di Prosecco, perché quello era l'unico modo per salvarne il nome. Ecco, invece i Benetton hanno diversificato in settori completamente diversi, come appunto le autostrade, e lì hanno avuto sicuramente anche la sfortuna, o hanno avuto questo incidente terribile, però da quello che è uscito sulle Riferiamo al cronache ponte di dopo Morandi, al crollo del c'è, ponte Morandi a esatto, Genova. sì, c'è stato anche, diciamo, un management che non ha fatto quello che doveva. Però non essere preparati a lavorare in un settore, quindi non essere coerenti con la propria storia, può rischiare di far fare degli errori. Per me la coerenza è uno dei primi valori, anche a livello personale, a livello individuale. Adesso è venuta a trovare me la cimice. Ricordo per esempio che qualche anno fa ero sindaco di Trieste e l'allora presidente della regione mi propose un nome per il futuro presidente dell'autorità portuale.
io mi informai, siccome era genovese, con un'altra persona di Genova che mi dette delle buone referenze, quindi gli dissi ok. Dopo qualche giorno dal magnifico rettore dell'università ebbi invece qualche informazione non proprio così positiva, però ormai avevo detto ok, quindi sono stato coerente con la posizione e l'ho mantenuta, e quindi quella persona, quel genovese, poi divenne presidente dell'autorità È portuale. stato un buon presidente? Ha fatto cose buone, altre anche meno buone, però nessuno è perfetto. Anch'io senz'altro come sindaco, presidente di regione, ho fatto sicuramente degli errori. La coerenza invece Illy l'ha fatta perché lei a un certo punto dice che l'azienda rinunciò a miscele buone ma non ottime, e oggi, grazie a questa rinuncia, vende molto di più, ad esempio negli anni 70. Quindi a un certo punto negli anni 70 rinunciò a fare quantità abbassando un po' la qualità, e questa è una scelta che ha funzionato. Sì, io arrivai in azienda, la Illy Caffè, a 22 anni. Mi ero sposato a 19, avevo già fatto vari mestieri, incluso, attenzione che viene a trovare anche qualcuno di voi, avevo fatto anche il maestro di sci e l'istruttore di vela, e ero entrato alla Illy Caffè occupandomi della parte commerciale, cominciando dal basso, come è giusto che sia. Diciamo che facevo l'assistente di uno dei capi area, e poi avevo preso possesso di un'area che praticamente non era coperta, che era il centro Italia, e andando in accompagnamento con tutti gli area manager prima di cominciare ad avere io una responsabilità diretta di una di queste aree, avevo un po' capito qual era l'approccio dei clienti, e avevo visto che una buona parte, poco meno della metà, usavano la prima miscela, che allora veniva chiamata la specialità, e un po' più della metà usava altre, una ventina di miscele, come hanno praticamente tutti i torrefattori. Avevo appena letto un libro di due autori, Al Ries e Jack Trout. Il primo è scomparso poche settimane fa, e me l'ha comunicato la figlia Laura, o Lora come dicono loro, che ho conosciuto a Rimini casualmente qualche anno fa. In questo libro gli autori spiegavano con molta chiarezza che nella testa del consumatore non c'è spazio per moltissime marche, e quindi bisogna avere una particolarità per poter trovare spazio nella testa del consumatore. E quindi io mi dissi, ma se abbiamo 20 miscele come tutti, e le vendevamo sostanzialmente solo nei bar, alberghi, ristoranti, allora è difficile riuscire ad affermare la marca. E poi mi chiesi, ma se fossi io cliente in Sicilia, perché comprerei il caffè da un'azienda di Trieste? La risposta che mi detti fu: solo se la qualità è diversa e non equiparabile da un'azienda del luogo, perché anche in Sicilia, come in qualunque città in Italia, ci sono un paio di decine, 2, 3, 4 decine di torrefattori. E quindi io mi dissi, ma quella miscela è la specialità. E quindi proposi a mio padre di eliminare tutte le altre miscele. Ecco, era una proposta da giovane, forse anche un po' incosciente. Siccome mio padre si occupava più dell'export e lì esportavano solo la specialità, mi disse, ma sì, mi sembra una buona idea, puoi farlo. Ecco, allora vendevamo circa 1000 tonnellate di caffè all'anno, che corrisponderebbero oggi a circa 20 milioni di fatturato. Io ho messo a rischio metà di quel fatturato, quindi rischiavamo di chiudere l'azienda se non avesse funzionato. E invece siamo riusciti con i capi area e con i rappresentanti a convertire tutta la clientela, o quasi, alla specialità, e poi da lì abbiamo cominciato a crescere. Però noi ancora oggi possiamo dire siamo l'unica torrefazione al mondo che ha una marca, una miscela. Tutte le altre ne hanno 10. Quando uno vede un'insegna fuori da un bar,
non sa mai quale miscela troverà, può trovare la migliore o la peggiore. E quindi questo nel tempo ha abituato molti consumatori, quelli che sono più attenti alla qualità, a cercare l'insegna nostra, perché hanno la certezza di trovare una miscela che è sempre quella, che è costante in Italia, in Europa, in Francia, negli Stati Uniti. Mi ha mandato una giornalista, quindi una collega della RAI proprio ieri, una foto del Nepal. In un posto sperduto nel Nepal ha bevuto il nostro caffè e la miscela è quella, la stessa che bevete qui a Padova o che bevo io Tra a l'altro Trieste. anche le tazzine, no? Avete fatto una ricerca sulle tazzine che devono essere alzate per essere un'opera d'arte. Sulle cialde, ad esempio, avete deciso che siano compatibili perché altri produttori invece vogliono le cialde solo per una specifica macchina. Quindi queste sono tutte scelte che poi oggi vengono fatte. C'è un bel aneddoto, non so se le va di raccontarlo al pubblico, invece su diversi approcci, ad esempio ai bar per la macchina del caffè. E cioè la stessa macchina che funzionava ad esempio per il mercato olandese non poteva funzionare al mercato americano, dove la questione del tempo non era stata presa, il meccanismo della meccanizzazione e l'automatismo. E questa è una lezione che ho poi generalizzato. Prima racconto il fatto e dopo spiego qual è la lezione che ne ho tratto, ecco, però è più un argomento da manager o da imprenditori, quindi la farò corta perché Noi magari non sappiamo cosa facciano di annoio lavoro il pubblico. qualcuna dei presenti. In pratica erano i primi anni in cui avevamo sviluppato il sistema a cialde, utilizzavamo una macchina svizzera, ricordo ancora il brand, era Turmix, e la proponevamo soprattutto ai ristoratori in Francia, in Olanda, in Germania, i primi paesi dove avevamo istituito una propria società per la distribuzione. Il barista praticamente o il cameriere non doveva che mettere questa cialda di carta sul portafiltro, agganciarlo, girare e usciva il caffè. Qui erano abituati che la macchina fosse semiautomatica, quindi dovevano accenderla e poi anche spegnerla. Quando vedevano che c'era il giusto livello di caffè, spegnevano Una e ventina di servivano secondi, no? Mi sembra, l'espresso, sì. una ventina di secondi. Nel 1980 mio padre decide di cominciare a esportare anche negli Stati Uniti e quindi fonda la Illy, quella volta era USA, adesso è Nord America, hanno cambiato il nome dopo qualche anno. E dove decide di andare a costituirla? Vicino a Phoenix, in Arizona, precisamente a Scottsdale. Dice, voi penserete, ma perché non è andato a New York? Perché l'idea di mio padre era, se riusciamo a vendere l'espresso anche a Phoenix, dove non lo conosce nessuno, nel 1980 non lo consumava nessuno, allora sicuramente lo venderemo in tutti gli Stati Uniti. Mentre se lo vendiamo a New York, è chiaro che lì ci sono tanti italiani e tanti europei, lo vendiamo, però magari quando cerchiamo di andare a Phoenix non lo vuole nessuno. E quindi cominciamo da Phoenix. Propongono le macchine, però molti clienti si lamentano perché dicono i miei camerieri l'accendono, poi vanno a portare un piatto, tornano e c'è il caffè che tracima. Qui bisogna farla automatica. Noi diciamo, l'elettronica era agli albori, mio padre era un appassionato di elettronica e quindi dice non c'è problema, facciamo una aggiunta elettronica alla macchina in modo che si fermi con un temporizzatore. Bene, fanno tutto, preparano e la macchina funziona benissimo, la mandano negli Stati Uniti, consegnano ai clienti, quasi tutte dopo 1, 2, 3 settimane tornano indietro rotte. Che cos'è rotta? L'elettronica, si bruciava. Come mai? Alla fine scoprono che una cosa ridicola, mentre in Europa i picchi di corrente elettrica, che possono arrivare anche a 10.000 volte, ma durano un millisecondo, vengono tagliati dal distributore, negli Stati Uniti no. E quindi tutti gli attrezzi, i computer, i frigoriferi, tutte le macchine che usano elettronica hanno un piccolo marchingegno che taglia questi picchi di potenza. Ma noi non lo sapevamo e quindi non l'abbiamo messo. E quindi tutte le elettroniche si bruciavano. Quando l'abbiamo capito abbiamo dovuto rivedere questo sistema elettronico, l'abbiamo adattato, poi le macchine hanno funzionato. Però ne abbiamo nel frattempo sostituite a migliaia, quindi è stato, si direbbe, un bagno di sangue. La lezione che ho tratto qual è?
di non andare mai in un mercato nuovo con un prodotto nuovo, perché se il mercato è nuovo non lo conosciamo abbastanza, infatti non sapevamo che lì i picchi di potenza elettrica non vengono tagliati dal distributore. E il prodotto era nuovo perché la macchina elettronica in Europa non serviva e quindi non veniva distribuita. Ed è un insegnamento che mi è stato utile anche in altre occasioni. Un altro insegnamento che lei dice nel libro, lo cito a proposito di un'altra famiglia importante italiana, non veneta, piemontese, sto parlando della famiglia Agnelli. A un certo punto la famiglia Agnelli, che anche questa ha tracciato la storia dell'automobile, anche qui non solo in Italia ma nel mondo, ha rischiato di fallire come grande azienda, anche qui non forse diversificando, ma lei dice togliendo l'attenzione dal core business dell'azienda. Che cosa è successo all'inizio degli anni 2000, quindi, che è un'altra lezione che si può apprendere? Beh, anche Fiat ha deciso di dedicarsi ad altri settori, cioè di diversificare, quindi sottraendo le risorse che erano fondamentali invece in un settore che andava appena concentrandosi. Perché se voi pensate a 30-40 anni fa c'erano molti più gruppi automobilistici che erano indipendenti. Oggi se guardate la Fiat vuol dire Fiat, Chrysler, Jeep, se guardate a Volkswagen vuol dire Volkswagen, Audi, Skoda, quindi hanno accorpato moltissime imprese. Quindi il settore si è concentrato, ma questo significa che ha avuto anche la necessità da parte degli imprenditori di concentrare le risorse. Se invece noi le distogliamo, cominciamo a mettere nell'editoria, gli Agnelli sono ancora soci dell'Economist, per fare un esempio, e lo erano della Stampa fino a Stampa, Corriere, poco adesso tempo fa, sì, sì. sì. Adesso sono soci di Adesso minoranza. Stampa e Repubblica, sì. E quindi se si distolgono le risorse va a finire che il proprio gruppo va in crisi. Devo dire, poi fu Marchionne che ha salvato la Fiat con l'operazione di fusione con la Chrysler, altrimenti probabilmente ne avrei dovuto parlare in termini ancora diversi della Fiat. E lo stesso posso dire di Benetton. Se avesse visto che stavano arrivando altri grandi concorrenti come Zara e H&M, Benetton avrebbe concentrato le risorse sul settore abbigliamento e avrebbe addirittura anticipato la crescita di questi due gruppi, che invece nel tempo l'hanno superata e purtroppo l'hanno da un punto di vista competitivo battuta, tant'è che Benetton dagli Stati Uniti poi si è dovuto ritirare, ecco. Non hanno trovato il loro marchione, ecco, questo è il problema. Anche se ricordo un'intervista a Repubblica di Luciano Benetton che parlò di manager che avevano gestito l'azienda in maniera mafiosa o comunque al di sotto delle aspettative, e anche qui il fatto che una proprietà si affidi a un manager diventa uno snodo fondamentale, perché Marchionne ce n'è uno solo, insomma. Ad esempio l'azienda Illy è rimasta comunque un'azienda familiare. Sì, però anche noi utilizziamo manager esterni. L'amministratore delegato di Illy Caffè in questo momento è Cristina Scocchia, quindi un manager esterno. Però il presidente è mio fratello Andrea, quindi occorre un giusto equilibrio sia fra le competenze. Fare l'imprenditore è un mestiere, fare il manager è un mestiere diverso. E tra l'altro il mestiere di imprenditore non viene quasi insegnato in Italia. C'è una università che ha un corso di laurea per imprenditori da anni, che è l'università in Subria, a direi Varese. Bolzano sta facendo qualcosina, qualche altra università si sta svegliando appena adesso, ma negli Stati Uniti ci sono più di 100 scuole per imprenditori e perfino Harvard e Stanford, che sono le due università più conosciute nel mondo, americane, hanno deciso di avviare dei corsi specifici per imprenditori. Quindi l'imprenditore ha una visione più a lungo termine, soprattutto l'imprenditore familiare è abituato a pensare in termini di generazioni, pensa a 20 anni, a 40 anni, mentre il manager pensa di solito per la durata del suo mandato, quindi 3 anni nella migliore delle ipotesi.
Vi ricordo per esempio che Generali aveva mandati di 1 anno fino a qualche anno fa, poi hanno cambiato. Quindi l'amministratore delegato veniva incaricato per 1 anno e poi non bisognava meravigliarsi se aveva una visione a breve termine e lui doveva portare a casa i risultati in quell'anno in cui gli avevano dato l'incarico, perché già quello dopo non aveva certezza di avere una conferma. Ecco, quindi è importante saper diciamo bilanciare le competenze e le capacità dell'imprenditore con quella del manager. E i manager, se si vogliono attirare quelli migliori dall'esterno, significa che per dare la possibilità a membri della famiglia di esprimersi come manager, devono essere messi in concorrenza, ma in una vera concorrenza con i manager esterni. Perché non appena il manager esterno capisce che per quelli familiari c'è una via preferenziale, non si presenta neanche alle selezioni, perché sa già di aver perso in partenza e questo diventa una grossa penalizzazione per l'impresa. Però dice bene, nell'impresa la presenza dell'imprenditore e quindi del rappresentante della famiglia è fondamentale. Ecco, abbiamo citato più volte il suo impegno politico passato, quindi sindaco di Trieste, presidente della regione Friuli Venezia Giulia e deputato europeo. Lei dice che dalla politica ha tratto un insegnamento importante che non aveva acquisito prima nell'attività imprenditoriale, che è quello della pazienza. Adesso è una dote che sta applicando anche nel suo nuovo ruolo, adesso è presidente del Polo del Gusto. Sì, applico la pazienza, probabilmente è una dote che quando si apprende non si perde più. Faccio l'esempio di Domori, noi l'abbiamo acquisita direi nel 2007, il fatturato il primo anno fu 1,5 milioni. Il piano che ci avevano presentato i manager e soci precedenti prevedeva una forte crescita che poi non si è manifestata. Quindi abbiamo nel momento concordato, cambiato questo amministratore delegato che era della gestione precedente e abbiamo deciso per accelerare la crescita e renderla effettivamente coerente con i piani che ci avevano mostrato, di lasciare una struttura manageriale completa già da media azienda. Con un fatturato di 1,5 milioni è difficile pagare un direttore generale, un direttore che fa la produzione, uno che fa l'amministrazione, uno che fa il commerciale e noi abbiamo deciso invece di tenere tutti e quindi c'è voluta molta pazienza e anche sopportare perdite per diversi anni prima di arrivare al punto di pareggio e quindi poi alla redditività. Però ero consapevole che quella era la via migliore, non dico l'unica. Avremmo anche potuto farla crescere in 20 anni e forse saremmo arrivati comunque a un buon risultato, però non è detto che il mercato sarebbe rimasto lì ad aspettarci. Ecco, quindi la pazienza sì, ma non eccessiva. Ecco. Resto in ambito politico e utilizzo, diciamo, l'esperienza che lei ha nel food e, diciamo, anche questo ruolo che ha di console onorario di Francia. Si è fatto un gran parlare del fatto che il governo attuale, che ha giurato poco più di un mese fa, ha cambiato i nomi di alcuni ministeri. Cosa pensa del nuovo nome del Ministero delle Politiche Agricole a cui adesso è stato aggiunto e della sovranità alimentare sul modello del governo francese dove esiste quello della sovranità alimentaire? Sì, penso anzitutto che non voglio dire che hanno copiato, ecco, ma che si siano Tradotto? ispirati alla Francia. Credo sia un potenziale fattore positivo se l'interpretazione che verrà data è quella della promozione della produzione italiana all'interno del paese e anche all'estero dove è apprezzata, apprezzatissima. Se invece diventa una tendenza all'autarchia, allora non va bene. Ecco, quindi se ci sarà la volontà di promuovere la produzione italiana, ma lasciando che questa si confronti
con altre produzioni, e quella francese non è certamente da meno rispetto a quella italiana, qualche volta è meno variegata. Se guardiamo la gamma di formaggi, lei mi potrà confermare, in Francia ce n'è di eccellenti, ma ci sono, diciamo, alcune decine di formaggi noti, diffusi in Francia. In Italia ne abbiamo svariate centinaia, quasi ogni provincia ha un suo formaggio ed è diverso dagli altri, e hanno tutti delle peculiarità rilevanti. Ecco, quindi la sovranità alimentare va bene per affermare che un paese dovrebbe essere, soprattutto quando ha tradizioni agricole come quello italiano, potenzialmente autosufficiente, ma deve confrontarsi anche con l'estero, e quindi importare i beni che altri paesi producono meglio di noi, e soprattutto esportare quelli che invece noi siamo più bravi a realizzare. Ecco, se questa è l'interpretazione che daranno, sarà la benvenuta. Le riservo un'ultima domanda prima di quelle del pubblico, tra l'altro, che ringrazio perché vedo che sono state aggiunte sedie rispetto a quando ci siamo accomodati noi su questo divano, noi due la Cimice. Se non sbaglio, mi corregga, so che lei è un collezionista di rane, o meglio, che gliene regalano molte da quando nel 2006 ha scritto La rana cinese, come l'Italia può tornare a crescere. 2006 vuol dire 4 anni dopo l'ingresso, cioè l'ingresso dell'Italia nella zona euro, meglio l'arrivo in Italia della moneta euro, ma 2006 vuol dire anche 2 anni prima del crollo dei mutui subprime e della crisi finanziaria, che poi ha portato alle conseguenze che poi conosciamo e che stiamo ancora pagando. Lei appunto scriveva nel 2006 come l'Italia può tornare a crescere, poi purtroppo è arrivato un cataclisma, poi qui insomma è arrivato il Covid, sono arrivate altre diciamo tempeste. Se dovesse scrivere adesso questo libro, quali sono i fattori che indicherebbe per far tornare a crescere l'Italia? Beh, in quel libro avevo previsto quello che poi in realtà è successo. Dicevo che l'Italia era in una sorta di torpore, che non si accorgeva che stava progressivamente perdendo di competitività e che aveva bisogno di uno scossone. Lo scossone è arrivato dalle imprese cinesi, che grazie al minor costo della manodopera, quella volta ormai è quasi uguale al nostro, per certe professioni addirittura superiore. Un ingegnere in Cina costa anche più che in Italia, per intenderci, ma quella volta un operaio costava un ventesimo rispetto al costo italiano, e quindi tutto il settore tessile, diciamo di qualità medio-bassa, il cotone, la lana comune, era stato semplicemente sbaragliato dalle imprese cinesi, perché il 2006 era anche un paio d'anni dopo l'entrata della Cina nella World Trade Organization, quindi nell'Organizzazione Mondiale del Commercio, ciò che le aveva consentito di esportare senza essere più soggetta a dazi. Ebbene, quello scossone ha svegliato le imprese italiane, le quali hanno, ed è questo che avevo previsto nel libro, hanno poi colto l'opportunità di un paese con fortissima crescita economica, grande crescita del reddito pro capite, creazione di più di 150 milioni di consumatori abbienti nel giro di pochi decenni, e quindi hanno capito che se da un lato certi settori dell'industria italiana venivano battuti dall'industria cinese, ma per gli altri settori dell'industria italiana si aprivano enormi opportunità, e quindi le imprese italiane della moda, del design, dei mobili, dell'agroalimentare hanno cominciato a esportare in Cina, e oggi le esportazioni in quel paese sono significative. Direi che quello che aggiornerei oggi è: attenzione che la situazione è cambiata, perché quella volta eravamo in un potenziale mercato globale, non era perfetto, ma i mercati non sono mai perfetti, direi per definizione, però quella era la tendenza. Oggi invece andiamo, secondo me, verso tre gruppi. Ci sarà il gruppo dei paesi democratici, sicuramente l'Europa, gli Stati Uniti, che ne so, il Giappone, la Corea del Sud, l'Australia, alcuni paesi africani, diversi paesi sudamericani,
Poi ci saranno i paesi autocratici, guidati sicuramente dalla Cina, Corea del Nord, scusate, dalla Russia, Corea del Nord, al quale gruppo potrebbero avvicinarsi o volerne far parte anche la Cina, forse l'India, non credo l'India, la Turchia può essere, è a rischio. E poi ci saranno i non allineati, quelli che cercheranno, la prima sarà sicuramente l'India, che cercheranno di dialogare e fare affari con tutti e due i gruppi. Quindi la situazione sta mutando e quindi sicuramente se dovessi riscrivere quel libro oggi direi attenzione a dove state esportando, perché se esportate nei paesi democratici non avrete problemi, se esportate in quelli autocratici è probabile che sì, se esportate nei non allineati qualche rischio ci sarà, ma può darsi che le cose vadano bene. Grazie Riccardo Illy, l'arte dei prodotti eccellenti. Un applauso intanto prima delle domande per questa bella dissertazione che credo abbia fatto venire voglia di leggere questo libro che noi abbiamo cercato di raccontare attraverso questa domanda e risposta. Immagino che dalla conversazione con il presidente Illy ci siano degli spunti, delle curiosità, per cui chiedo se c'è qualcuno del pubblico, se vuole alzare la mano. Mi sembra che ci sia un microfono volante. Sì, buonasera. Grazie intanto per, per la chiacchierata, insomma molto belli i concetti di incanto e di qualità aumentata, che probabilmente è vero che in Italia dovremmo avere un po' più cura della bellezza che abbiamo, no? Probabilmente avendola a volte non ce ne rendiamo conto. Un mese fa circa ero stato, così per una curiosità personale, non sono del settore, mi piace interessarmene ma non conosco il settore, ero stato alla fiera di Trieste Espresso. A parte appunto il cold brew di Illy, la sensazione che ho avuto nell'uscire dalla fiera è stato quello di non aver visto niente di nuovo, o comunque di non aver respirato innovazione. Troppa coerenza, troppa tradizione, oppure mancanza di idee interessanti? Ecco, questa era un po' la domanda. Forse in Italia troppa frammentazione. Ti pensi che in Germania ci sono poco più di una cinquantina di torrefazioni, che è quello che troviamo in Italia in una provincia, e ne abbiamo 100. Quindi le imprese sono molto piccole e questo comporta la difficoltà di investire in ricerca, che è un problema che abbiamo a livello nazionale, perché la frammentazione l'abbiamo un po' in tutti i settori, non soltanto nel caffè. E la microimpresa fa fatica a investire in ricerca, un po' per la dimensione e un po' per la cultura dell'imprenditore, che spesso ha un senso di reverenza nei confronti delle università, degli scienziati, e quindi non li approccia nemmeno. Lo Stato non capisce questo, almeno finora non l'ha capito, e non ha capito che deve investire molto di più di quello che fanno gli altri stati, per compensare anche la ricerca che non fanno le microimprese. E invece noi come Stato investiamo neanche la metà di quello che investe la Francia o la Germania. Quindi c'è un problema sicuramente legato a questo. Poi è un settore che va bene comunque, perché i consumi sono stabili o addirittura in leggera crescita. A livello globale sono in crescita, ma perché si aggiungono nuovi consumatori che un tempo non potevano bere il caffè, oggi hanno un reddito adeguato per farlo. Molte torrefazioni italiane hanno deciso di esportare per crescere e diverse lo fanno con successo e quindi vanno bene comunque.
Devo dire anche che hanno trovato un modo per legare la clientela, soprattutto nei bar, alberghi e ristoranti, che è, diciamo, mi viene di nuovo un termine inglese, borderline, è sul filo del rasoio. Ecco, quindi tendono a dare al cliente delle cose per farsi firmare un contratto, e una volta firmato il contratto hanno loro il coltello dalla parte del manico e possono dare la qualità che vogliono. Il prezzo ormai è fissato nel contratto, la qualità chissà come, dopo che uno ha firmato il contratto, scende. Quindi questa situazione non stimola, perché non c'è una competizione accesa, a fare ricerca per innovare. Mio nonno nel 1935 costruì la prima macchina espresso moderna, che si chiama, ancora esiste, l'abbiamo utilizzata all'Expo nel 2005, si chiama Illetta, l'abbiamo fatta di nuovo funzionare. Era la prima macchina dove la pressione dell'acqua veniva determinata da una pompa. Il nonno con la pompa comprimeva l'aria, che a sua volta comprimeva l'acqua. Adesso le macchine sono più semplici e la pompa ovviamente comprime direttamente l'acqua, però quella è la progenitrice della macchina espresso moderna. Prima, per avere la pressione, o si usava il vapore, ma l'acqua diventava troppo calda, bruciava il caffè, oppure una molla, perché c'erano le macchine a leva, che esistono ancora, peraltro fanno un eccellente caffè. Abbiamo poi innovato in tempi recenti con la capsula che si chiama Iperespresso, e ancora prima la cialda che lei ricordava. Quello era un brevetto americano che mio padre acquistò negli anni, fine anni 60 addirittura, perché io ricordo che nel 73, quando dovevo arrivare ai 18 anni e sapevo che facevo la patente, che avrei dovuto comprare la macchina, d'estate andavo a fare refitting delle macchine che quindi avevano già 2 o 3 anni, che funzionavano a cialde, ma quella volta erano completamente automatiche ed erano destinate al mercato del lavoro. Ecco, ma con quel sistema lì noi abbiamo avviato soprattutto l'esportazione dell'espresso, perché per fare un buon espresso bisogna controllare contemporaneamente 13 variabili. Ecco, per un italiano è normale, per un americano un po' complicato. E quindi avere una cialda dove buona parte delle variabili sono già messe sotto controllo è molto più semplice. Quindi abbiamo avviato con la cialda, poi con la capsula Iperespresso, che ha 5 brevetti ed è l'unica che non è stata clonata per ora, per dire quanto è complessa. Fra qualche mese penso che vedrà qualche altra novità sul mercato che noi presenteremo, ma questo perché l'innovazione ce l'abbiamo nel sangue. Ce l'aveva il nonno, che veniva da Temesvar, che allora era una città ungherese, adesso è rumena. Aveva fatto l'istituto tecnico, quindi la parte tecnica lo affascinava. Mio padre, che da chimico ha introdotto, che ne so, la selezione elettronica dei chicchi di caffè uno per uno, il controllo delle macinazioni con un diffrattometro a raggio laser. Mio fratello, anche lui è chimico, e ha fatto questa nuova capsula, e adesso arriverà qualche innovazione sulla macchina da caffè. Mi verrebbe da dire dirompente. Incanto. Vediamo se ci sono altre domande. Sembra sì, terza fila. Buonasera. Intanto grazie per le varie considerazioni e spunti. Mi riferisco alla scelta del manager e del management. Ha parlato di coraggio, di pazienza, di coerenza, aggiungo di intuito, di gusto, ok. Sono tutte qualità che rientrano nell'essere imprenditore prima di formarsi da imprenditore, no? Quindi credo che sia abbastanza difficile diventare imprenditore se non lo sei di nascita o non ne hai un DNA incorporato. Che cosa deve avere il manager per essere il partner di un bravo imprenditore?
Adesso. Direi deve anzitutto rispettare la strategia e i valori dell'imprenditore, quindi dell'impresa. Non può un manager pensare di arrivare e stravolgere la storia di un'impresa, la sua strategia, i suoi valori. Però poi deve aggiungere la capacità di gestire risorse, che sono anzitutto umane, il che vuol dire selezionarle, vuol dire formarle, vuol dire motivarle, incentivarle. Poi sono risorse finanziarie, anche queste bisogna trovarle, poi bisogna restituirle, quindi bisogna essere capaci di rimborsare i prestiti o soddisfare il capitale che viene messo a punto come capitale nella società. E poi le risorse più difficili sono quelle conoscitive, che sono quelle che servono a fare l'innovazione e sono quelle che in genere vengono trascurate. Di solito il manager pensa, io quando gestisco le risorse finanziarie, quelle umane, e di conseguenza quelle umane gestiscono le risorse materiali, quindi acquistano le materie prime, le trasformano in prodotti finiti o in servizi, sono a posto. Invece la parte risorse conoscitive è fondamentale. E quelle, le imprese più grandi che hanno una struttura di ricerca possono produrle all'interno, ma altrimenti abbiamo altri soggetti che sono deputati alla produzione di conoscenza, di innovazione, che sono le università. Però poche imprese italiane sono abituate, quando hanno bisogno di innovazione, ad andare a chiederla all'università. E dall'altra parte anche l'università è poco portata a recarsi presso le imprese a chiedere di cosa avete bisogno, sia come educazione, quindi come laureati da una parte, sia come produzione di conoscenza per l'innovazione. Ecco, un manager deve portare questo. L'imprenditore è quello che intuisce qual è la necessità esistente o anche nuova che con un'impresa può andare a soddisfare e poi mette a punto una strategia per servire questa domanda, per soddisfarla, mette a punto un processo produttivo per realizzare il bene o il servizio. Quindi sono due ruoli che sono complementari, fortemente intrecciati, è difficile tracciare un confine netto fra il ruolo dell'imprenditore e quello del manager, ma sono entrambi fondamentali. Di manager li formiamo, abbiamo diverse università, business school, anche qui vicino a Vicenza c'è Altavilla Vicentina, il QOA per fare un esempio, che è una eccellente business school. Nessuno sente la necessità, e forse nemmeno gli imprenditori avanzano la domanda di formazione per gli imprenditori, perché sono d'accordo con lei, bisogna prima nascere imprenditori, ma attraverso la formazione si può diventare imprenditori molto migliori e per esempio anche capire che quello di manager è un mestiere diverso e farlo fare a qualcun altro, perché molti imprenditori pensano faccio tutto io e magari sono eccellenti imprenditori ma fanno male i manager e quindi l'impresa non riesce a sviluppare tutto il potenziale che avrebbe perché nella parte esecuzione non è così forte. Chiedo alla regia. Ecco, chiedo alla regia, l'ultima domanda la destiniamo al collega in prima fila che aveva alzato la mano. Buonasera. Illy produce e realizza prodotti di alta qualità garantendo una produzione sostenibile. Prima ci ha fatto un esempio concreto e volevo avere altri esempi di appunto realtà in cui la sostenibilità è comunque attuata, quindi esperienze concrete, diciamo, oltre a quello che ci ha già citato precedentemente. Grazie. Uno dei docenti alla Summer School, non nel corso che seguivo io, ma in parallelo, perché questi due ragazzi riuscivano a gestire due corsi nelle stesse settimane, veniva da Patagonia, che è l'impresa che fa, conosciuta soprattutto per i piumini, ma insomma fa abbigliamento sportivo.
si è messa anche a produrre dei beni alimentari. Ecco, anche quella è una B Corp da diversi anni ed è assolutamente, totalmente orientata alla sostenibilità. E questo sia per quello che riguarda la parte ambientale, quindi usa, ieri ero a trovare mia madre che ha 91 anni, quindi ogni tanto vado a trovarla, ed era tutta orgogliosa di mostrarmi, perché io casualmente avevo messo un piumino di Patagonia, un pinocchietto, e lei aveva invece un maglione fatto con le lane riciclate che utilizza Patagonia. Quindi lo fa nel campo ambientale ma anche in quello sociale, quindi sia i fornitori, i propri dipendenti li tratta molto meglio di quello che fanno mediamente le imprese americane. Potrei continuare con vari altri esempi anche italiani. Nel libro io vedo che abbiamo fatto, ma questo vuol dire che l'intervento di Riccardo è stato di estremo interesse. Lascio qualche informazione per chi ci segue su YouTube. Alla fine di questa diretta streaming è previsto dentro pochi minuti caricato il video integrale di questa nostra chiacchierata. Invece per gli ospiti che ci hanno seguito qui al termine, quindi tra pochi minuti ci sarà un brindisi, non di caffè perché questa forse non è l'ora ideale per berlo, però ci sarà un brindisi nella sala accanto. Ricordo per chi è interessato che domani su questa sala Antonio Di Lorenzo, già vice direttore del Giornale di Vicenza, presenterà 3 guide pubblicate da Italipost. Sono le guide Venezia a tavola, Milano e Lombardia a tavola, Emilia Romagna a tavola. Fa parte dell'incontro il martedì del food. Ci sarà il direttore delle guide che è Gigi Costa, ci sarà Alberto Cauzzi che è il direttore con Grignaffini di Emilia Romagna a tavola e Milano e Lombardia a tavola, lo stesso Grignaffini, e poi 2 ristoratori che insomma di solito parlano ma dopo anche cucinano, quindi Stefano Mocellin del ristorante Al Padovanino di Padova e Alessandro Daldegan, ristorante La Tana Gourmet, ristorante stellato che ha preso un mese fa anche la Stella Verde sull'altopiano di Asiago. Ci sarà anche Matteo Pezzuolo del ristorante Ai Navigli di Padova. Io ringrazio Riccardo Illi, l'arte dei prodotti eccellenti. Pubblicato, come avete sentito, in traduzione dall'inglese all'italiano per la nave di Teseo di Elisabetta Sgarbi, che ha sempre delle ottime intuizioni insomma rispetto ai libri da pubblicare. L'autore poi sarà a disposizione per chi volesse poi farsi autografare il libro. Io lo farò per primo con il libro che ho letto e che vi invito a fare. Ringrazio Riccardo Illi. Domani l'appuntamento con il martedì del food e grazie alla prossima appuntamento, alla prossima edizione.